Friuli Venezia Giulia. Icarus torna a volare qui, anzi a scalare un'altra delle 49 meravigliose salite che rendono questa zona patrimonio mondiale del ciclismo da strada. Salite da incubo. Sta per cominciare. Questa volta è come firmare un contratto con il diavolo e avere la consapevolezza che sarà lui a portarci in paradiso. Patrick ed Emiliano sono i nostri traghettatori infernali in questa nuova salita da incubo. Monte Crostis, un toboggan d'asfalto di 14,5 km, 1374 metri di dislivello e una pendenza media del 9,5. Fatevi il segno della croce e cominciate a pedalare. Oggi andiamo ad affrontare una scalata mitica, resa famosa da tante cose, bellissima, una scalata che va in quota, forse una delle più alte qui in zona, il Monte Crostis. Sì, è una delle più panoramiche, una delle salite più belle e anche più dure. Proprio qui siamo a salite da incubo. Correggimi se sbaglio, salita di quasi 15 km. 14,5. I primi 12 difficili, ha una pendenza media di circa il 10%. Assolutamente sì. Quindi salita esigente, fin dall'inizio, fin da Comelians. Siamo appunto in questo paese a 535 metri di quota. Dovremo scollinare la vetta del Crostis a 2000 metri di altitudine. Sì. E gli ultimi 2,5 km ci sarà da fare il segno della croce. In questa salita le pendenze raramente scendono sotto il 10%, toccando punte del 18% nella sua parte finale. Lì, ad accompagnarvi, sarà il diavolo. Ma prima che arrivi, godetevi lo spettacolo. Si sta per spalancare una delle abitaie più imponenti della Carnia. Naso all'insù per oltre 14 km. Assolutamente questa pendenza, che ora è già del 10% abbondante, non ci lascerà se non in 2-3 punti, anzi in 2 punti dove toccheremo gli ultimi 2 paesi che poi incontreremo per perderci in una foresta meravigliosa. Ogni chilometro noi troveremo un cartello rosa che ci indicherà l'altitudine attuale, quindi l'altitudine del momento, quanto manca ad arrivare all'arrivo e la pendenza media del chilometro che andremo a percorrere, quindi è un ausilio veramente importante, sì, anche per regolarsi durante la pedale. Beh, a Tualis, come avete avuto modo di vedere, abbiamo passato una piazza Giro d'Italia. Perché? Perché qui esattamente 10 anni fa, al Giro d'Italia del centenario 2009, doveva essere percorsa questa salita. E poi ancora oggi ci si chiede il perché non sia stato fatto. Purtroppo quello che ricordo era, e correggimi se sbaglio Emiliano, una salita ma soprattutto una discesa in massima sicurezza, ma soprattutto un lavoro straordinario da parte di tutta la comunità montana e di tutti i volontari che lavorarono appunto per mettere in sicurezza quella straordinaria strada che tra poco vedremo assieme. Beh, da quel 2009 il Giro d'Italia non c'è mai transitato e chiaramente il nostro augurio è quello che venga resa giustizia a una montagna così spettacolare. Ed ecco che negli ultimi 2 chilometri dell'ascesa al Crostis apparve il diavolo. Siamo addentrati in quello che è un po' l'inferno di questa salita, gli ultimi 2,5 km che non lasciano respiro tranne che sui tornanti che cascano a fagiolo. Oh, un nostro simile, ciao! Buongiorno! Come va la salita? Un po' dura però è bellissima. Qua, se accetti umilmente un nostro consiglio, essendo la parte più difficile, c'è solo un modo per andare su: stringere i denti, alzare lo sguardo e capire che manca poco. Qua sei davvero quasi in cima. Il più l'hai fatto, ti sei lasciato dietro tanti chilometri di salita. Piano piano ci si arriva. Gli ultimi 2 chilometri e mezzo
abbiamo 2 km al 14 medio. E li abbiamo visti, con E li abbiamo punte, visti. con Con punte punte- di pendenza fino... Con punte al 18, anche 19 ho visto sul Garmin, però mediamente il 18% è un dislivello incredibile perché andiamo a fare circa 1500 metri. Sì, perché siamo partiti da Comelias, 550 metri, e siamo scollinati sul Monte Crostis Ai 2000. ai 2000 metri. Quindi 1460. Ad ogni fatica corrisponde una contropartita. In questo caso è sublime e alta quasi 2000 metri. È la cima, la fine dell'inferno, l'epilogo di un'altra salita da incubo. Cerniera col paradiso, che si svela in tutte le sue gradazioni di verde. Appoggi i piedi a terra, l'incubo è finito e ti accorgi che sei ancora vivo.